Abbiamo sottolineato l'importanza per tutti i lavoratori, professionisti, collaboratori, imprenditori di stare al passo con i tempi, di aggiornarsi, di fare lo sforzo ancora di tornare tra virgolette tra i banchi di scuola, anche se è un po' semplicistico il termine, però poter essere aggiornati su tante evoluzioni che ci sono, non solo nei mercati, non solo nell'ambito delle aziende, delle tecnologie, di tutto quello che riguarda anche la gestione stessa dell'azienda e la conformazione che deve avere la struttura, insomma, aziendale, per potersi rapportare in modo molto pragmatico nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei concorsi, dei bandi, dell'Europa, di altri paesi, di altre aziende concorrenti, e insomma non solo questo. È difficile, implica un processo abbastanza lungo, però bisogna sempre fare il primo passo. E allora per parlare di questo, parlare di master, sono dei master sostanzialmente, che sono aperti però anche a persone, a cittadini che hanno studiato, a degli ex studenti, oltre che agli imprenditori, ma adesso capiremo meglio, abbiamo con noi due esperti. Da un lato chi si è proprio iscritto a questo master, conseguirà anche il risultato tra poco, niente proprio di meno che Alessandro Gerotto, che è il presidente di ANCE Padova Costruttori Edili, ben ritrovato qui con noi. Salve, buonasera. Che però l'ha fatto in questo caso come amministratore delegato della Gerotto Federico SRL, quindi l'azienda che segue direttamente, capiremo perché. Questo master, che è un po' particolare, viene tenuto come direttore dal professor Michele Fabrizi, direttore del Master in Accounting and Corporate Financing, che è professore a contratto di economia all'Università degli Studi di Padova. Buonasera. Grazie professore. Allora, poi vi semplificheremo tutto, quindi il termine tecnico sembra quanto difficile, ma in realtà poi il corso è molto lineare e ci illumina su alcune cose che sennò altrimenti non potremmo conoscere, è vero? Presidente, amministratore, sì. Dottor ingegnere. No, allora, io sono geometra e poi ho scelto di seguire la facoltà di geologia. Quindi sono laureato in scienze geologiche, amavo e amo tuttora la montagna, la natura, soprattutto il percorso di geologia è stato interessante perché facevamo molti passaggi fuori montagna, fare delle misure macro e micro su tutti i minerali, sui fossili, ed è stato interessante il percorso. Poi mi sono catapultato nel mondo del lavoro immediatamente. Ho svolto anche il servizio militare nel frattempo e sostanzialmente ho passato 20 anni in giro per il mondo e siamo partiti da esplorare le miniere, esplorare le diverse raffinerie, quindi nel mondo oil and gas. Come azienda? Come azienda. Ecco, spieghiamo allora l'azienda, perché forse non tutti la conoscono. L'azienda nasce nel 66, un'azienda storica a Campodarsego, e ha cominciato con il movimento terra. Poi pian pianino si è evoluta, ha acquisito sempre di più lavori nell'ambito delle riparazioni delle infrastrutture, quindi acquedotti, fognature. Abbiamo poi trovato un macchinario tedesco innovativo, l'abbiamo importato in Italia e da quella volta, nel lontano 1998, abbiamo cominciato anche a distribuirlo in Italia e poi in diverse parti del mondo. Che faceva perforazione? Faceva praticamente, ha un utilizzo di aspirazione invece che di scavare con il normale escavatore, usiamo l'aria e riusciamo a fare la lavorazione senza rompere le tubazioni. Lei non si immagina quanto difficile è comunicare questo tipo di vantaggio, soprattutto in Italia. Perché voi l'avete portato, avete fatto questo grossissimo investimento, in che anni erano? Erano gli anni nel 95-96. E dovevate, la committenza potenziale o clienti potenziali, farli capire l'importanza di questa nuova macchina? Dovevamo cercare di velocizzare il lavoro in sicurezza, quindi col massimo rispetto per gli operatori, però volevamo fare anche per esempio più scavi durante il giorno e questo l'abbiamo fatto, è da ormai dal lontano 2000 che continuiamo ad investire su questa tecnologia. Poi ci siamo accorti che molte lavorazioni potevano essere sostituite da dei robot e quindi tanti lavori di aspirazione abbiamo cominciato a farli con delle macchine semoventi, idrauliche ed elettriche che poi abbiamo cominciato a vendere in giro nel mondo e quindi abbiamo variato il nostro business. Quindi le producete voi queste macchine? Quindi le produciamo, le progettiamo e soprattutto facciamo diverse fiere in giro per il mondo e da lì abbiamo capito che l'Italia ha, e soprattutto la nostra zona,
può produrre delle macchine molto interessanti per i mercati di tutto il mondo a dei costi accettabili con della qualità pazzesca che nessuno trova in giro per il mondo. A dei costi accettabili. E quindi esatto, perché qui abbiamo la fortuna di avere tante microaziende le quali possono lavorare insieme con noi, si può creare gruppo e si può affrontare il mercato con molta sicurezza. Molte volte c'è il grande paradosso make or buy, cioè me la faccio o la compro fatta. C'è la possibilità, o la faccio fare all'estero, o la faccio fare nei posti dove costa meno, per esempio la manodopera o altri tipi di costi. E da qui abbiamo cominciato in maniera molto artigiana, poi adesso siamo ad un livello ottimo, industriale, che però ha bisogno ancora di crescere per vincere le sfide, soprattutto internazionali. Da qui... Spieghiamo, quando noi diciamo sfide internazionali nel vostro ambito specifico, in che cosa consistono? In aziende molto molto grandi, molto strutturate, I clienti ci chiedono di essere trasparenti nei bilanci, trasparenti nelle nostre attività, soprattutto di investimento, vogliono capire gli investimenti che faremo proiettati nei prossimi 3-5 anni e vogliono capire se siamo dei partner affidabili per i prossimi 10 anni. Noi abbiamo dei distributori US, quindi negli Stati Uniti, molto importanti, che ogni volta ci fanno ordini molto grossi e quindi noi dobbiamo essere capaci di produrre le macchine e dobbiamo anche essere capaci di farle con il top quality che loro richiedono. Questo l'abbiamo imparato molto bene, le sfide del futuro ci dicono e soprattutto le informazioni che noi percepiamo dal mercato ci dicono dovete diventare una ditta ancora più grande e questa è la sfida più importante. Quindi questo è un input categorico che avete colto anche voi. Sì. Nel frattempo tutto il resto di business nell'edilizia e nei noleggi delle macchine che abbiamo di aspirazione sta incrementando, però ovviamente abbiamo bisogno di ristrutturare l'azienda e di renderla appetibile al mercato e soprattutto far squadra con altre strutture. E qua siamo arrivati a questo punto, poi ritorniamo perché poi la storia non è finita. Professore, è un aspetto interessante quello dell'analisi che ha fatto il Presidente Gerotto, perché? Perché è un passaggio che tocca tante aziende. Alcune non ce la fanno, altre trovano delle soluzioni, però lei sa che è fisiologico nei mercati. Cosa comporta per le nostre piccole e medie imprese che da un lato hanno l'aspetto vincente proprio nell'essere versatili, piccole, elastiche in questo, sì, diciamo adattabili a ingrandirsi come i mercati richiederebbero, di diventare della portata di quelle tedesche per esempio? Certo, come diceva il dottor Gerotto, le sfide non mancano, no, per le nostre imprese. Credo che una parola chiave sia formazione, cioè essere in grado di saper interpretare queste sfide con gli strumenti corretti, giusti, che consentano poi di vincerle. Capirle quindi. Capirle e capire anche come affrontarle, quindi saperle analizzare, capire cosa si può fare, cosa no e con quali strumenti. Questo è diciamo, qualcosa che non si improvvisa, cioè sicuramente c'è l'intuito dell'imprenditore, no? Poi la nostra realtà è piena di storie di imprenditori, imprenditrici, no? Che con l'intuito hanno creato il loro successo, però sempre più non basta, nel senso che bisogna essere attrezzati perché sono sfide che richiedono una preparazione. Al giorno d'oggi non basta più appunto questo intuito, questa marcia in più del singolo, bisogna che ci sia dietro una squadra che abbia competenze, capacità necessarie per poi poter affrontare queste sfide di cui si parlava. L'università, gli studi attuali, dopo ci portiamo appunto al discorso dei master, sono pronti, cioè preparano dei giovani adatti ad affrontare queste sfide o necessariamente bisogna fare ricorso a dei corsi ulteriori, quindi i famosi master specializzanti, ITS, che dir si voglia, queste scuole di alta specializzazione che sono molto più pragmatiche, per cui anche per l'imprenditore stesso, giustamente diceva, io sono laureato, ho fatto tutta una serie di percorsi, poi però la vita
l'imprenditore ti implica determinate comprensioni, che secondo me il fatto di aver studiato ti aiuta tantissimo a capirle, perché non sono processi così che ci si inventa. C'è chi ha l'intuito geniale, ma non tutti, alcuni devono veramente prodigarsi. Secondo lei l'università è all'altezza di queste sfide? Sì, l'università, faccio parte del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali di Padova. Di Padova è il nostro dipartimento, da sempre si è posto l'obiettivo di fornire una formazione che abbia un collegamento diretto con il mondo produttivo piuttosto che con il mondo delle istituzioni del mondo economico, perché il nostro obiettivo è quello di formare laureati e laureate che poi possono contribuire, cioè fare una differenza dove vanno. E chiaramente ci sono diversi livelli di formazione, quindi abbiamo un primo corso di laurea triennale in economia, dove volutamente abbiamo deciso di mantenere i primi 2 anni di formazione generale e poi il terzo anno con percorsi esclusivamente in lingua inglese si sceglie una prima specializzazione, che può essere in management piuttosto che in accounting, finanze piuttosto che in economia. Poi c'è il mondo delle lauree magistrali. Attualmente il nostro dipartimento offre 4 lauree magistrali, 3 in lingua inglese e 1 in lingua italiana. Stiamo anche rivisitando queste lauree magistrali per aggiornarle sempre più, e qui c'è un'ulteriore importante specializzazione, quindi sempre più con l'attenzione di formare figure professionali ben collegate a delle job description, no? Noi non vogliamo formare persone che poi non sanno collocarsi all'interno della società. Per noi quando progettiamo un progetto formativo partiamo da qual è la job description, cosa devono saper fare queste persone, e poi c'è tutto il mondo dei master universitari, di corsi di alta formazione, che se volete risponde anche un po' alla terza missione dell'università, cioè il trasferimento delle competenze, delle conoscenze generate all'università sul territorio. E penso che uno dei modi importanti con cui questo possa avvenire è attraverso appunto master che siano anche rivolti ad imprenditori e a quanti. Che partono dalle sfide che bisogna affrontare per poi fare anche la teoria e spiegare come si avvale. A questo punto c'è stato il percorso di crescita, il salto, le richieste delle pressioni dal mondo esterno, superate anche le crisi brillantemente, perché tanto questa è un'altra cosa che va ricordato. Siamo arrivati a questo punto. Perché un master? Perché Alessandro Gerotto si mette a studiare, perché bisogna anche studiare, non si sa quando comunque, ma di notte a studiare per questi master. Beh, principalmente il master era... veniva fatto al venerdì e al sabato, quindi poi avevi tutta la domenica per cercare di digerire e far lavorare il cervello, che non si deve mai fermare, e per poi continuare ad aprire la mente verso le possibilità che ti dà il mercato, perché uno dei concetti più importanti è che quando ti viene spiegata bene una cosa poi ti rimane in mente, ed ecco l'importanza di andare di persona in aula ad ascoltare i professori, che secondo me sono di altissimo livello, ed è una delle cose che mi ha fatto scattare la molla, e con la passione che ci metto a fare qualsiasi cosa che mi interessa, e questa cosa è venuta fuori da un need, no? da un bisogno che avevo interno di essere al passo con i migliori, però volevo farlo nella mia città, perché ho visto dei corsi di altre grandi università nelle zone di Milano e di Roma. Ho detto, ma sarà mai possibile che a Padova non ci sia un percorso di questo tipo? L'ho trovato tramite ovviamente degli amici che mi hanno parlato bene del professor Fabrizi, che era un clever guy durante gli anni dell'università, e che adesso si dimostra di fatto che ha portato e che ha messo dentro quelle pillole che hanno permesso a molti giovani anche di crescere e di essere attuali con le sfide del mercato, perché alla fine il mercato chiede trasparenza, l'utilizzo di parole che tutti possono capire, soprattutto le banche, questo è il fatto. Uniformità di presentazione dei numeri, e in maniera chiara far vedere dove vuoi arrivare, in che modo lo fai e soprattutto con che misura.
E forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'osservazione dei nostri competitor e fornitori tedeschi, che loro lavorano con le banche in maniera diversa da noi. E ho visto che effettivamente con un po' di debito fatto dall'imprenditore e un po' di debito fatto dalla banca, con degli obiettivi ben precisi, hanno creato delle leve che adesso gli stanno permettendo di fare dei percorsi di investimento importanti, soprattutto nelle acquisizioni, perché le nuove ditte familiari hanno sempre paura di mostrarsi e di parlare. A volte abbiamo degli imprenditori che restano fino alla morte o fino che non ce la fanno più all'interno dell'azienda. Oppure abbiamo dei consigli di amministrazione che non hanno nessuna idea di come venga svolta il daily work dell'azienda stessa, però si vuole essere in consiglio di amministrazione, però di fatto non si ha il controllo dell'azienda in senso stretto. Io credo che tutte le ditte familiari hanno bisogno di dialogare di più con chi ha già fatto dei percorsi, che magari ha già fatto degli errori, e per me era la prima volta che per esempio facevo un passaggio generazionale. Ovviamente adesso saprei mostrarlo e affrontarlo probabilmente in maniera diversa, ma partendo sempre dai numeri, facendo vedere. Infatti questo corso, lo dico per i nostri telespettatori, si occupa dei temi del bilancio, della finanza aziendale, del controllo di gestione, che sono tutte questioni strategiche per gestire al meglio l'impresa, che sembrano dei termini che magari uno che è imprenditore guarda il contingente deve anche apprendere, quindi non delegare a terzi troppo. Sì, siamo partiti per esempio da determinate definizioni, da che cos'è un bilancio, da come nasce il bilancio, da che cos'è il bilancio consolidato. Io sono geologo, sono partito e io non sapevo che cos'era la partita doppia. È chiaro che mia mamma me l'aveva spiegato, però io alla fine non avevo capito tutte le poste, come dovevano essere scritte e con che grado di precisione. Una secondo me, degli orizzonti più importanti che ho avuto nel mio cervello è stata la divisione tra la parte economica e quella finanziaria. Perché tutti pensiamo di avere dei bei bilanci dove alla fine però non ci sono soldi, nel senso che noi possiamo vendere qualsiasi cosa a qualsiasi costo, ma infatti ma alla fine se non incasso quel tipo di ricavo io non avrò mai soldi all'interno della banca. Cerco di essere semplice senza andare a pediare ai telespettatori. Ma ecco, alla fronte di questo, il rischio per un'azienda se non fa questo passaggio anche di consapevolezza, quale può essere? Perché questo è un passaggio molto importante ma anche delicato, e forse sì, può farlo una persona, un imprenditore giovane, perché di fatto comunque è un imprenditore giovane, Alessandro Gerotto, e riesce a farlo un imprenditore di vecchia data o accettarlo che venga fatto all'interno della sua struttura, perché quando ha parlato del passaggio generazionale. Sì, secondo me qui torniamo al tema importante, che è quello di avere consapevolezza di alcuni strumenti, no? Che consentono di gestire la propria azienda in un certo modo. Il tema del bilancio, della finanza aziendale, del controllo di gestione che prima nominava, di fatto sono un po' questi strumenti che bisogna avere dentro la cassa degli attrezzi. Qual è il rischio se non si dominano questi strumenti? Il rischio è quello di andare avanti a spanne, nel senso di dire ok, più fidarsi delle proprie sensazioni, delle proprie percezioni. Ora, no, finché c'è grasso che cola e quindi non so bene quali sono i margini dei miei prodotti, non ho uno stretto controllo sulla mia tesoreria, vabbè, posso magari riuscire a sopravvivere perché appunto c'è abbondanza e quindi questi errori, queste imprecisioni diventano letali. In un mondo però dove l'incertezza è quella che stiamo osservando, dove sempre più sbagliare di poco fa la differenza tra sopravvivere e no, non ci si può più permettere di andare avanti con questo approccio approssimativo. Ecco che ci sono degli strumenti precisi, dei linguaggi, delle tecniche che sono lì appunto per supportare chi deve prendere decisioni e farlo nel modo migliore. Il master racconta un po' e cerca di trasmettere questi strumenti. Il master, dopo ne parliamo nel dettaglio, chi ha frequentato, che adesso conseguirà il diploma, no? A breve. Dottor Gerotto, che master è?
Questo è un master universitario di primo livello in Accounting and Corporate Finance, che è appunto erogato dal Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Università di Padova, è promosso da Unismart, vedevo prima anche in sovrimpressione i riferimenti, Unismart, la Fondazione Università di Padova, che da qualche tempo promuove tutta la formazione executive, quindi la formazione post lauream successiva a quella di cui parlavo prima. È un master al quale si accede con un titolo di laurea triennale in qualsiasi disciplina, quindi non è un anche master... Anche umanistica, quindi oppure giustamente uno viene da un'altra formazione professionale. Assolutamente, il master è strutturato in modo tale che partiamo da zero e affrontiamo all'inizio i temi base per poi andare fino a temi molto avanzati come il bilancio consolidato, il transfer pricing, business analytics, eccetera. Però un master accessibile e pensato soprattutto anche a chi non ha già un'esperienza in ambito economico, oppure chi invece ha magari alle spalle degli studi economici, economico-aziendali e però ha già svolto diversi anni in azienda e quindi ha voglia di rimettersi in gioco sui banchi dell'università, rileggendo, no, tutto quanto era stato visto prima alla luce dell'esperienza aziendale che è stata maturata. Questo se volete è un po' il modello degli MBA negli Stati Uniti, no? Dove prima si esce all'università, si va a lavorare, poi si ritorna nei banchi di scuola perché si legge tutto in maniera diversa. Questi sono un po' i due target che abbiamo in mente. Dottor Gelotto, tornato a casa dal master, vabbè, lo studiava anche da casa, pensa di apportare delle modifiche alla gestione della sua azienda? Già fatto, già stravolto gran parte. Tutti terrorizzati, ha finito il master. No, ho coinvolto altri 2 colleghi che con passione hanno seguito il master. Cioè vuol dire persone che lavorano all'interno dei collaboratori, all'interno dell'azienda? Sì, che hanno accettato anche la sfida perché è pesante, anche è una persona, un senior e una persona un po' più giovane di me. E tutti e 2 l'hanno affrontato intanto con serietà e con la passione che poi ci trova molti giorni a parlare ore di numeri, perché andiamo a carottare ogni singola posta, ogni singola scrittura, per andare a essere certi che riesco di riuscire a misurare quanto margine abbiamo su ogni tipo di operazione, perché noi non possiamo permetterci, soprattutto oggigiorno, che mi stanno cambiando troppe variabili. L'altro giorno abbiamo visto che con il debito, perché tutte le grandi imprese stanno lavorando con il debito verso le banche, e se la von der Leyen ci aumenta continuamente il costo del denaro, ovviamente abbiamo degli oneri finanziari che costano sempre di più a fine anno. Sul più bello che ero riuscito a calmierare questa voce, adesso dobbiamo combattere e cercare di andare a limitare il danno andando ad alzare i listini. Per alzare i listini non è sempre facile, perché molte volte i nostri distributori hanno dei listini magari che sono usciti diversi mesi fa. Oppure, se io devo andare adesso a restaurare una casa, non riesco a fare un preventivo, perché ho i fornitori che mi cambiano sostanzialmente il prezzo ogni giorno. Adesso abbiamo un aumento del calcestruzzo da inizio ottobre di minimo 15 euro al metro cubo. Pazzesco. E come faccio a fare un preventivo? E soprattutto parliamo dei bonus edilizi, ma se non li ho incassati e ho il cassetto fiscale pieno, dal punto di vista finanziario, come faccio a mantenere una struttura come la nostra, che ha delle spese assurde? Oppure vado a fare metto il faro puntato per esempio sul costo del lavoro. Come faccio a dare il massimo di retribuzione ai ragazzi, ai collaboratori, però incentivandoli anche con dei sistemi di welfare. Ecco che abbiamo parlato, per esempio, durante il master con il dottor Guvitta dell'organizzazione aziendale. Si apre un mondo. E il problema, ecco, del master è che ogni volta che aprivi una porta se ne aprono altre 10 e per me che vivo l'azienda tutti i giorni e che vivo con il sentiment anche di tutti i collaboratori, veramente devi cercare di far sintesi e capire dove puntare. Io ho puntato sul controllo dei costi, su un'analisi soprattutto dei competitor, perché devi vedere
come fanno quelli più bravi di te, e soprattutto su una posizione di comunicazione trasparente nei confronti delle banche e l'apertura verso l'equity o verso il private equity, cioè verso altre aziende che vogliono probabilmente buttare l'occhio verso qualcosa di diverso, perché il mondo delle costruzioni è interessante, se però margina. Qui c'è un'evoluzione pazzesca, proprio nel settore delle costruzioni, anche strategico il fatto che proprio lei, che è presidente di un'associazione che tradizionalmente è molto pragmatica, però aveva poco avuto a che fare con finanza, cose, insomma non era una struttura molto evolute, di carattere anche familiocentrica, quindi questa è un'altra caratteristica. Torniamo a parlare di questo, interagendo naturalmente con chi questi master li sta facendo. Tra l'altro, quando è che termina il master? Le iscrizioni terminano il 7 ottobre, quindi c'è tempo fino al 7 ottobre per iscriversi. Il master inizia a metà novembre, poi terminano le lezioni a metà luglio, ci si ritrova a settembre per un ultimo weekend e poi in settimana abbiamo le discussioni finali per conseguire il titolo. In discussione? Ho la sensazione di quando andavo a fare gli esami. Stress piacevole sicuramente, ma voglia di mettersi a leggere e di spiegare poi quei numeri. Sicuramente rispetto a quando andavo io all'università l'approccio con i professori è diverso adesso. Sono passati, io mi sono laureato nel 2000 e ho un'esperienza, ho un ricordo bellissimo dell'Università di Padova. Adesso devo dire che è molto più vicina agli studenti e probabilmente questo farà crescere l'Università di Padova, dove ci sono anche tra l'altro tanti stranieri. Infatti questo è un altro aspetto interessante. Noi dobbiamo essere pronti e soprattutto quello che mi ha fatto impazzire è che c'erano dei ragazzi che hanno studiato lettere, per esempio, o avevano delle materie umanistiche. Una testimonianza, infatti. E questo è il reskill, no, delle competenze, perché non sempre si fa l'università che ti piace, oppure fai quello che ti piace, ma dopo il mercato del lavoro cambia, e questa è una grande opportunità. Parliamo anche di questo, perché questo è interessante anche per molti genitori che magari sono preoccupati perché i propri figli hanno fatto delle scelte non aderenti a quelle che sono le aspettative dei mercati. Dopo la pubblicità, tra poco.